Si parte, amici di Radio Chef, ben ritrovati in questo giovedì insieme. Siamo partiti questa settimana da lunedì 8 maggio parlando della giornata dedicata allo slow food e continuiamo anche su questa strada. Letteralmente in Friuli Venezia Giulia andiamo a parlare di eventi, di curiosità, di sapori, di grande gusto. Dovete iniziare segnandovi proprio delle date. Sto parlando di quella del 27, 28 e 29 maggio. Saranno un weekend e un lunedì dedicati a cantine aperte in Friuli Venezia Giulia. Questo evento da segnare in agenda, come vi dicevo, lanciato, creato dal Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, in cui si potranno degustare veramente eccellenti vini regionali, conoscere la storia dei viticoltori, entrare in cantina, vivere un'esperienza davvero unica. Ma io per il Movimento Turismo del Vino ho qui con noi Massimo Del Mestre, a cui do il buongiorno. Benvenuto Massimo, è un piacere averti con noi. Buongiorno a voi e grazie. Vedo che hai già alle tue spalle, anche per tutti coloro che ci stanno seguendo sui nostri social, la cartina un po' di quello che sarà anche questa bellissima edizione di Cantine Aperte, un evento veramente molto atteso ogni anno, anche per le grandi novità, ma soprattutto per l'esclusività di entrare in cantina, per tutti coloro che vorranno vivere l'esperienza. Certo, siamo arrivati al 30° anno, va detto, e tanti anni che spingiamo e sviluppiamo l'enoturismo nella regione. E ormai dobbiamo dire che è arrivato il momento di raccogliere tutto questo lavoro, perché ormai gli enoturisti hanno capito quanto è emozionante andare in cantina, i vignaioli sono pronti per raccontare le proprie storie, e sempre di più si usa questo termine di emozionare, di riuscire a coinvolgere il visitatore, e i vignaioli che negli ultimi anni si sono dati un gran da fare. Va detto che anche questo momento complicato che ormai è passato ha dato anche nel male una consapevolezza di quanto sia importante raccontare ai visitatori quello che è sì la produzione, la qualità del prodotto, ma anche le storie di ogni famiglia che produce il vino. Va detto che non ci sarà soltanto degustazione di vino, ma ci saranno questi abbinamenti gastronomici. Collaboriamo anche chiaramente col progetto di Sono FVG, e quindi c'è da divertirsi. Va detto che così simpaticamente quest'anno abbiamo fatto i 30 anni e facciamo 3 giorni. Ma perché 3 giorni? Perché il lunedì, che stranamente ci si preoccupa più per il lunedì, di solito una giornata triste, invece è l'inizio della settimana. Ma perché il lunedì? Perché il lunedì ci sono le Pentecoste dei nostri cari amici di lingua tedesca. C'è una grande presenza, noi siamo sempre molto attenti anche a loro, e quindi ci sarà, si può dire, una giornata anche per loro. Delle 78 cantine che aprono, circa una quarantina saranno aperte anche il lunedì. Assolutamente, salutiamo anche i nostri amici dalla vicina Austria, siamo pronti a dargli il benvenuto, willkommen in Friuli Venezia, anche insieme a Cantine Aperte, ma 3 giorni anche per festeggiare, perché 30 anni è sicuramente un grandissimo traguardo, quello che avete raggiunto anche insieme alle vostre cantine, perché dicevi delle storie, ma i viticoltori ne hanno veramente tantissime di storie da raccontare, anche perché ogni anno è diverso, ogni anno c'è qualcosa di nuovo, ed è un po' questo anche quello che vuole raccogliere Cantine Aperte, il gusto del Friuli Venezia Giulia, ma come dicevi anche abbinato a piatti enogastronomici, e poi le tantissime opportunità, perché si entra in cantina, si ha il primo bicchiere in degustazione, e poi si possono provare naturalmente la varietà di vini che ogni cantina offre, che sono tutti diversi, e quindi si può creare un po' anche questo percorso attraverso le tante cantine partecipanti. Mi stavo ispirando alla cartina dietro di te, Massimo, quindi si può fare un viaggio anche in una giornata di più cantine. Esattamente, soprattutto si può dire che in questa giornata qua è la festa dell'enoturismo, no? Ormai va detto che ogni settimana c'è un momento, c'è la possibilità di dare in cantina. Vi do anche una chicca, che proprio in questo weekend, in occasione proprio di questa importante venuta degli alpini, ci saranno una ventina di cantine che si ospitano e accolgono l'amico alpino, e quindi
quindi con questo progetto che sviluppa ogni settimana la visita in cantina, si chiamano Vigneti Aperti, anche questo nato per un po' riuscire a dare un booster all'enoturismo dopo il Covid, e sta avendo un grande successo. Siamo molto soddisfatti, devo dire la verità, anche i dati di presenze della nostra regione che stanno facendo record su record, già anche questi primi 3 mesi si è già visto, quindi noi facciamo il nostro lavoro per dare soddisfazione. Ormai la nostra fantastica regione, che era prima un po' poco conosciuta, sta venendo molto fuori, e quindi questo comparto, diciamo, del turismo lento, del turismo slow, dove sì, la cantina è un hub, mi piace dire, dove ha più richiamo, però tutto intorno, anche tutte le altre attività agroalimentari iniziano a collaborare e a creare delle sinergie molto importanti. E sì, hai ragione. Massimo. Anche perché mi piaceva questa vostra visione che lanciavate sui social, preparate i motori, invece preparate i calici, in questo letterale senso. Sì, ormai sai, nei social dobbiamo anche comunicare in un modo ormai un po' informale, bisogna anche un po' comunicare in modo un po' più leggero. Cerchiamo ma Cantina Aperta è una famiglia, quindi si entra letteralmente in famiglia. Sì, devo dire che sì, anche attraverso questa ormai importante opportunità di comunicazione digitale ci sta dando anche in questo caso grandi soddisfazione. Abbiamo fidelizzato moltissimo, a volte le cantine mi dicono: guarda, noi facciamo le vostre iniziative perché quando lanciate qualcosa abbiamo subito un netto ritorno. Stiamo lavorando su questo importante verbo che io chiamo organizzare. Organizzare vuol dire, come una volta si dice tuttora, creare il sistema, farli collaborare. Devo dire che siamo proprio soddisfatti, perché gli imprenditori, che sono un po' il motore della nostra regione, di tutta Italia, lo stanno capendo molto bene, e quindi il concetto B2C, cioè dare importanza anche al cliente finale, dove a questo punto puoi raccontargli come fai il tuo vino, come la passione che ci metti, e sempre di più cerchiamo di estrapolare da ogni storia e da ogni cantina quello che noi chiamiamo il prodotto unico di valore, l'esclusività, perché la visita in cantina, ormai, passatemi il termine, detto poi da me anche abbastanza estremo, deve essere un po', come si dice, raccontata in ogni cantina in modi diversi. E quindi è bellissimo, perché poi noi riusciamo anche a interloquire attraverso sondaggi con i visitatori, con gli enoturisti. Abbiamo un wine club, e proprio un po' guidiamo anche quello che loro ci chiedono, no? E stiamo creando, questo è il nostro mestiere, l'associazione Movimento Turismo del Vino fa questo. Ringraziamo sempre tutte le attività che spinge l'autority della promoturismo, che li fa arrivare, e noi li accogliamo al meglio. Li accogliamo al meglio. Perfetto. Come faremo in questa edizione anche di Cantine Aperte. Io ringrazio Massimo Del Mestre, ringrazio il Movimento Turismo del Vino per averci accompagnato in questa anteprima. Sarà letteralmente un viaggio. Andate anche sul sito dedicato, anche sulle pagine del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, per capire anche tutte le cantine aderenti, creare il vostro piccolo viaggio all'interno del Friuli Venezia Giulia, perché così riuscirete anche a scoprire tutti i territori che lo caratterizzano, fare un viaggio letteralmente nel verde. Poi ogni storia ha la sua cantina, ma in Friuli Venezia Giulia è tutta un'unica storia di famiglia. Grazie Massimo Del Mestre, ci rivediamo direttamente a Cantine Aperte. Grazie di questa anteprima. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, come detto, questo era un viaggio per accompagnarvi proprio in anteprima in questo nuovo appuntamento, ma le anteprime non finiscono qui, perché ovviamente c'è anche oggi la nostra ricetta del giorno. Ce la regala direttamente dai nostri ascoltatori la nostra Laura. Buongiorno, ben ritrovata Laura. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti. Sì, oggi abbiamo, a proposito di vino, un accostamento che potremmo fare con un buon vino, e cioè un risotto allo zafferano fiore del natisone, proposto da Francesca da Romance di Sonso.
Allora, la ricetta è questa: bisogna soffriggere un po' di cipolla innanzitutto e aggiungere subito dopo il riso, farlo scottare per qualche minuto in modo che diventi bene dorato e poi sfumare con appunto un vino, tra l'altro un vino bianco, per far evaporare e iniziare con la cottura con del brodo vegetale. A metà cottura poi si aggiunge lo zafferano o fiore del natisone e dopodiché si può insaporire se necessario con un pochino di sale. Una volta cotto il riso, metterlo in un piatto aggiungendo un filo di olio extravergine e così un olio extravergine di oliva e il gioco esatto è fatto. Possiamo accostarlo con il vino che più ci piace. Bello, mi piace questa ricetta anche perché io devo dire amo i risotti, sono una preparazione che mi piace anche tantissimo fare perché ogni volta c'è un po' anche quel dubbio: ma è venuto bene? Ma ho equilibrato gli ingredienti giusti? Ce l'ho fatta? L'ho scotto oppure no? Esatto, è sempre la domanda che diventa clou ogni volta che realizziamo una ricetta. Ma dovete sapere che con le ricette degli ascoltatori di Radio Chef il gioco si fa più semplice. Dato che abbiamo parlato anche di questa adunata degli Alpini, 94esima adunata degli Alpini pronta ad arrivare in Friuli Venezia Giulia, si partirà infatti proprio domani, anzi è già partita perché direttamente ci sono degli alpini che stanno camminando verso la location di Udine a piedi, hanno camminato per 3 giorni e sono pronti ad arrivare direttamente in città, in centro. Ma anche grazie agli alpini è stato naturalmente da Latte Friulano inviato anche alla redazione di Radio.0 un piccolo kit di prodotti del Friuli Venezia Giulia. Volevo ringraziarli anche insieme a voi perché ci hanno inviato questa razione N, soprannominata una selezione di prodotti rigorosamente dal sapore unico e inconfondibile del Friuli Venezia Giulia per raccontare la storia e la cultura e condividere un po' anche i valori. Questo nome è già stato scelto per come slogan un po' anche di promozione delle 13 aziende del settore lattiero caseario del Friuli Venezia Giulia che hanno adottato il progetto di sviluppo della filiera con importanti piani di investimento volti a rafforzare anche i consumi di latticini e di formaggi. So che vi sto dando qualche dettaglio un po' più tecnico, ma ve lo volevo raccontare proprio perché è un progetto nato in Friuli Venezia Giulia e che secondo me deve essere anche condiviso. Sono coinvolte 170 stalle friulane con una buona rappresentatività dei caseifici e delle latterie di montagna impegnate a impiegare anche aliquote assolutamente prevalenti di latte munto in Friuli Venezia Giulia e quindi potete andare a scoprire di più anche voi direttamente su Naturalmente da Latte Friulano e farvi un po' un viaggio in Friuli Venezia Giulia attraverso i prodotti che accompagnano anche questa 94esima adunata dell'Associazione Nazionale Alpini di Udine. Quindi li ringrazio perché faremo una bella scorpacciata anche qui in sede di prodotti targati Friuli Venezia Giulia. Per la nostra puntata di oggi è tutto, quindi amici ci risentiamo domani perché sarà un altro viaggio interessante insieme a Radio Chef. Vi porteremo ancora nello splendido mondo anche delle cucine proprio invisibili quasi, ma domani vi raccontiamo di più. Intanto potete andare a scoprire qualche anteprima nelle scorse puntate. Parleremo ancora di spesa, vi porteremo in montagna e faremo un altro bellissimo tour in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio Laura Salerno per essere stata con noi, grazie per la ricetta. Grazie Laura. a te Maria, buon pranzo a tutti. E vi ricordo che trovate anche tutte le ricette di Radio Chef sul nostro sito radio.0.it, un bellissimo ricettario ricco per continuare a variare il vostro menù. Ci risentiamo domani qui a Radio Chef su Radio.0. Ciao a tutti amici.